Ennesima tragedia in montagna a San Martino di Castrozza, 2 scalatori veneti precipitano dal Sas Maor, sarebbero un padovano e un trevigiano. Cade con la moto affrontando una rotonda, 35enne muore in sella al bolide per le gravi ferite riportate, successo nel Veronese. L'ordinamento non pone diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori. Le motivazioni della sentenza di condanna dei genitori di Eleonora Bottarlo, la 17enne padovana morta per leucemia, per non essere ricorsa alla chemioterapia. Oltre 500 amministratori, vice governatori della Lega di tutta Italia a Milano per il vertice organizzato da Salvini in vista di Pontida. Zaia dice quella di domani sarà la Pontida delle Pontide. L'ex ministro Calenda, Carlo Calenda, ha scelto Treviso per la prima tappa del tour italiano del suo nuovo movimento Siamo Europei, dopo aver lasciato il PD a causa dell'alleanza con i 5 Stelle. In queste ore prestano l'ordinazione a vescovo di Monsignor Michele Tomasi, che il 6 ottobre arriverà a guidare la diocesi di Treviso. Il motto scelto dal Vangelo, dare gratuitamente. Lo spettacolo per quasi 3.000 persone ieri al 51esimo Stormo di Strana, che festeggia 80 anni di vita e anche i 30 anni di attività degli aerei AMX. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano purtroppo dobbiamo rendervi conto dell'ennesima tragedia in montagna, sono 2 le vite spezzate questa volta mentre scalavano il Sas Maor in Trentino a San Martino di Castrozza. Le notizie sono ancora frammentarie. 2 scalatori veneti, si tratterebbe di un padovano e un trevigiano. Ieri un elicottero aveva sorvolato la zona dopo che una scarica di sassi si era staccata appunto dalla parete del Sas Maor, montagna del gruppo delle Pale di San Martino. Durante il sorvolo degli uomini del 118 però non erano state avvistate vittime. A dare l'allarme erano stati alcuni scalatori che si trovavano in zone che avevano assistito alla frana e poi purtroppo invece sono state avvistati i corpi dei 2 scalatori. Vedremo ovviamente tutti i particolari nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E poi c'è un'altra tragedia che si è consumata nella zona delle Stense in provincia di Padova. Un 29enne che ieri nel tardo pomeriggio ha perso la vita cadendo al suolo da un mezzo per il volo ultraleggero. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì nell'aviosuperficie di via Marzana. Il 29enne Damlian Batovac, residente in provincia di Trento, abituale frequentatore dei corsi di volo leggero tenuti sul posto da una locale associazione di appassionati, è morto sul colpo, schiantandosi al suolo da 20 metri subito dopo il decollo effettuato con un paramotore, una specie di sedile motorizzato che serve per esercitazioni e per volo libero. Increduli e sconvolti tutti i presenti in quanto il 29enne avrebbe eseguito una manovra brusca e improvvisa, motivabile solo con il sopraggiungere di un malore. Ancora una tragedia, stavolta della strada, una 35enne motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Siamo nel Veronese, secondo la prima ricostruzione, mentre imboccava una rotonda, il centauro ha perso il controllo della sua moto ed è caduto, restando ucciso sul colpo per la gravità dei traumi riportati. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Caprino Veronese. E adesso torniamo al caso di Eleonora Bottarlo, la 17enne di Bagnoli di Sopra, nel Padovano, ricorderete, morta di leucemia per il rifiuto dei genitori di curarla con la chemioterapia. Dopo la condanna dei 2 coniugi, dei genitori, il Tribunale ha pubblicato le motivazioni della sentenza. Sentiamo. I genitori sono i custodi della vita dei figli che hanno l'obbligo di proteggere. È quanto scrivono i giudici del Tribunale di Padova nella sentenza che motiva la condanna a 2 anni ciascuno, emessa nello scorso giugno, a carico di Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora, la 17enne di Bagnoli di Sopra, che ammalata di leucemia non venne curata con le chemioterapie proprio per scelta dei 2 coniugi. La ragazza morì nel 2016 e venne sottoposta a cure con il cosiddetto metodo Hammer. Invece, scrivono i giudici, il padre e la madre avrebbero avuto il preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il diritto primario, quello di vivere, mentre, proseguono, hanno fatto tutto quanto era in loro potere per sottrarre Eleonora alle cure che la potevano guarire, sia negando il consenso che giuridicamente spettava loro esprimere, sia lasciando Eleonora in una falsa convinzione di guarigione. Sottrarre la figlia, prosegue la sentenza, all'unica cura che la scienza medica conosce e che fortunatamente ha anche una elevata possibilità di successo, non è una scelta che risponda a prudenza e perizia.
Adesso invece torniamo a parlare della vicenda di ieri, quella strada statale Valsugana chiusa al traffico, anche la linea ferroviaria, per la perdita di gas durante il travaso da un'auto cisterna. È stata una lunghissima giornata. Hanno ancora impresso nella mente quei tragici momenti vissuti quando all'improvviso nel distributore di benzina in Valsugana una fuga di gas ha fatto temere alla strage, momenti che ritornano come un passato non tanto lontano, i vigili del fuoco che arrivano sul posto, l'area completamente isolata, un elicottero dall'alto che sorvola la zona, una tranquilla giornata di lavoro che si trasforma in un campo da guerra che non avevano mai visto e vissuto. Abbiamo visto la morte con gli occhi, esclama qualcuno tra i denti. La paura era di una scocca, di una scintilla, che quella provocava veramente una catastrofe, ma è andata bene, è stata gestita bene sia dal nostro apparato, dai nostri dipendenti e operai che hanno gestito la cosa, poi sono stati informati come farla e l'hanno fatta bene. La statale che viene immediatamente chiusa al traffico con immaginabili ripercussioni su tutta la viabilità, ferrovia bloccata e carabinieri che tengono a distanza i curiosi. Ma è la professionalità degli uomini del Vigili del Fuoco e gli operatori del nucleo biologico, chimico e radiologico a evitare una catastrofe che oggi stiamo fortunatamente a raccontare. Era un gas che stava scaricando del gas, non si capisce affatto cosa sia successo, se troppa pressione nello scarico o cosa, adesso c'è un giro in corso. Fortunatamente però è tutto andato bene, e ripeto, merito dei pompieri, di tutte le equipe del paese e del nostro sindaco che ha avuto anche lui l'avvertenza di chiudere la provinciale, un ringraziamento anche a lui sicuramente. Slitta la data dei funerali di Matteo Sartori, il 33enne di Fossò, morto dopo giorni di agonia dopo essere caduto dalle scale della nave crociera mentre era in vacanza con la fidanzata. La procura infatti ha disposto il sequestro della salma, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Anna Maria Parisi. Anna. Sì, buongiorno da Fossò, dove è stata posta sotto sequestro dalla procura di Padova la salma di Matteo Sartori, il 33enne appunto di Fossò, lo ricordiamo, venuto a mancare mercoledì sera all'ospedale di Padova dopo 6 giorni di agonia in seguito a un trauma cranico. Era caduto dopo essere svenuto da una rampa di scale all'interno della nave crociera mentre era in navigazione al largo dell'Albania in vacanza con la fidanzata Sonia Marcato, assessore alla cultura a Correzzola. Il corpo del 33enne ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare se effettuare l'autopsia e disporne ulteriori accertamenti. Slitta ancora dunque la data dei funerali che una volta fissati sembra verranno celebrati in Duomo. Matteo, che di professione era macchinista dei treni delle linee regionali che collegano Venezia ad Adria e Chioggia a Rovigo, vorrebbe essere ricordato dai colleghi con una targa nella stazione di Viale degli Alpini, colleghi che prima di questo, in segno di stima e di cordoglio alla famiglia di Matteo, vorrebbero fermare i treni durante il funerale. Dunque non resta che attendere l'esito dell'autopsia qualora si disporrà secondo autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E da Fossò è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Adesso la politica, perché sono 500 gli amministratori locali e 10 governatori della Lega che sono riuniti in queste ore a Milano per l'incontro, il vertice della Lega dal titolo "L'Italia vera batte l'Italia delle poltrone" alla periferia di Milano, all'hotel Leonardo da Vinci. Dunque in queste ore la Lega si ricompatta in vista della giornata di Pontida di domani. Sul palco in queste ore anche il governatore Luca Zaia, c'è stato poco più di un'ora fa anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Dicevamo Pontida domani, un appuntamento insomma molto sentito, oltre 100 pullman dal Veneto. Zaia ha detto sarà la Pontida delle Pontide, facciamo partire la rivoluzione pacifica, e torna a parlare di autonomia.
Vedremo cosa faranno, vedremo se lavoreranno bene e se lavoreranno per il Veneto, stiamo presto a valutare. E la valutazione sul lavoro dei nuovi sottosegretari veneti, Achille Variati, Pierpaolo Baretta e Andrea Martella, la si farà, secondo il presidente della regione Luca Zaia, anche in base a quanto si adopereranno per conseguire l'obiettivo ritenuto principale dal governatore. Noi abbiamo un progetto di autonomia, mi sembra che questo governo si sta già esprimendo senza remora contro l'autonomia. Non posso non ricordare che tutti e tre questi esponenti sono esponenti di un partito che ha impugnato la legge referendaria del Veneto, ci ha mandato in tribunale per non farci fare il referendum. Io non faccio processi di intenzione, non li faccio ai sottosegretari, non li faccio a boccia, non li faccio a nessuno. Vediamo, noi tutto quello che dobbiamo fare sull'autonomia l'abbiamo fatto, aspettiamo ovviamente al varco del governo con una proposta, ma quando vedo che il ministro Provenzano della Sicilia parla contro l'autonomia del Veneto ma non dice nulla sull'autonomia della Sicilia, io mi chiedo perché alla Sicilia sì e al Veneto no? Il 23 settembre, giorno del faccia a faccia tra Zaia e il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, è ancora lontano. Prima la Lega deve ricompattare le file dopo il passaggio all'opposizione. E il primo gradino è l'incontro tra Matteo Salvini e i suoi amministratori sul territorio. Quindi domenica il Carroccio mostrerà i muscoli a Pontida, radunando oltre 100.000 sostenitori. C'è l'incontro importante degli amministratori con Matteo Salvini, lo faremo a Milano domani mattina alle 10:30. E ovviamente si parlerà di futuro, di progetti, si parlerà anche di autonomia e di progettualità della Lega, in attesa poi del grande giorno di domenica che sarà affollatissimo, ci ha mai visti 100 pullman dal Veneto, mai viste tante richieste così. Ma da Pontida per la Lega partirà un nuovo corso? Da questa Pontida non è che l'obiettivo è quello di far nascere Lega diverse, è quello di continuare con le nostre idee, che sono le idee del rigore, del rispetto, dell'etica, ovviamente della legalità e di tutto quello che rappresenta poi il tema di essere padroni a casa nostra. Chiedere autonomia non vuol dire essere secessionisti o avercela con qualcuno, ma vuol dire pensare all'efficienza e alle responsabilità. Intanto, mentre Luigi Di Maio a un'iniziativa di Rousseau questa mattina è tornato a parlare di autostrade, dicendo su autostrade andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, e continua: un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e ha addirittura nascosto le carenze manutentive. Mi fa piacere che pure per il PD questa parola non sia più un tabù, fa riferimento ovviamente all'ultima inchiesta di queste ore su autostrade. Bene, mentre il Movimento 5 Stelle ribadisce la revoca che deve essere portata a termine delle concessioni ai Benetton, quindi ad Atlantia, ieri sera a Treviso c'era chi invece ha lasciato il Partito Democratico dopo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle per il nuovo governo, ovvero l'ex ministro e attuale europarlamentare Carlo Calenda. Io voglio che ci sia una forza determinante per la costituzione di un governo, tale che possa imporre un'agenda e delle persone di qualità a qualunque forza politica. È difficile? Sì. È impossibile? No. Vi dico che non c'è mai stato in Italia uno spazio così grande per costruire una mobilitazione dell'Italia seria. Sotto una loggia dei 300 gremita e un fiume in piena, Carlo Calenda, che dopo aver lasciato il PD sceglie Treviso per lanciare il suo movimento Siamo Europei e va giù pesante, attaccando la scelta dei democratici di allearsi con i 5 Stelle, e tra il pubblico diversi esponenti trevigiani del PD, compreso l'ex sindaco Giovanni Manildo. Ora l'ex ministro dello sviluppo economico mira a creare una nuova forza politica che si rivolge all'Italia seria e che ha voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare. E dalla terra delle imprese, locomotiva nazionale, Calenda presenta la sua ricetta per il rilancio dell'economia. Detassare chi investe, che è l'unica cosa che ci possiamo permettere, perché al di là la gente che promette, espande, tante cose non ce lo possiamo permettere. Questo ce lo possiamo permettere, cioè di dire chi fa investimenti piccoli o grandi lo Stato lo aiuta, perché gli investimenti mettono in moto l'occupazione mette in moto i consumi interni mettono in moto i profitti che generano investimenti. La catena è questa, non c'è niente da inventarci, c'è solo da farlo. E non poteva mancare il riferimento all'autonomia. Io sono d'accordo sul principio che chi gestisce meglio abbia più autonomia. Sono in totale disaccordo che abbia autonomia su alcune cose. Le infrastrutture strategiche devono anzi tornare a essere totalmente di responsabilità dello Stato, perché sennò viviamo nella cultura dei veti, e la scuola. Poi altre cose si possono assolutamente dare più autonomia. L'importante è che l'autonomia funzioni anche nel senso opposto, come ho spiegato, cioè che dove si amministra male si dia meno autonomia. Infine l'Europa, riferimento fondamentale fin dal nome per il movimento.
Siamo europei nel senso che si va a un'Europa a testa alta, sei italiano, combatti, io ho spesso avuto a combattere con la Francia, ho spesso avuto a combattere con la Germania, ma ci vai seriamente, perché se tu dici di essere sovranista e poi non vai ai consigli europei a portare avanti la tua ragione, non sei sovranista, come si dice a Roma sei fancazzista, cioè non ti va di fare niente. È iniziata da poco più di 40 minuti nel Duomo di Bressanone la cerimonia nella quale il Monsignor Michele Tomasi verrà ordinato vescovo. Tomasi, come sapete, è vescovo eletto di Treviso e farà il suo ingresso a Treviso domenica 6 ottobre alle 16. Questa mattina, dunque, nella giornata di oggi, la cerimonia di ordinazione a vescovo, un momento molto importante con 230 sacerdoti religiosi presenti, moltissimi ovviamente dalla diocesi di Treviso e molti anche i fedeli. Assieme ci sono 14 arcivescovi e vescovi, tra questi il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, il vescovo di Padova Cipolla, il vescovo di Vicenza Pizziolla. Il motto scelto da Monsignor Tomasi nella cerimonia che avete visto appunto pochi secondi fa e che è tuttora in corso e è iniziato poco prima di mezzogiorno, il motto, dicevamo, è scelto dal Vangelo ed è gratis date, ispirato al versetto nel quale Gesù esorta gli apostoli a prodigarsi per i fratelli più bisognosi. Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. E Tomasi ha anche scelto lo stemma che si ispira all'Alto Adige ed è stato realizzato dall'araldista Renato Poletti e dai suoi collaboratori. Dicevamo alle 16 del 6 ottobre l'ingresso a Treviso. Questa sera vi racconteremo allora questa cerimonia di ordinazione a vescovo di Monsignor Michele Tomasi. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta. Allora parliamo di Lo dico ad antenna, la nostra rubrica, perché tempo fa avevamo riportato la testimonianza di una mamma disperata perché rivorrebbe il figlio con sé invece che nella comunità dove avrebbe subito degli abusi. Ci sono delle novità, allora abbiamo incontrato nuovamente questa mamma, sentiamo. Espressamente si sta violando il diritto alla vita di mio figlio. La vita di mio figlio è stata e si sta calpestando per tutto quello che gli è successo nella comunità dove si trova. E questa maglietta è il suo grido: liberatemi, ho bisogno di vivere e non di morire. Una maglietta che proprio suo figlio aveva disegnato anni fa, da cui lei non si stacca e utilizza come scudo. È trascorso qualche mese dall'ultima volta che ci siamo incontrate, ma la situazione non è cambiata, ci racconta. Questa mamma aveva testimoniato ai nostri microfoni che il figlio tredicenne, ospite in una comunità dal 2013 a causa di problemi familiari, aveva subito degli abusi sessuali da un ragazzo poco più grande. Dopo l'allontanamento di quest'ultimo fu detto alla mamma che suo figlio sarebbe stato spostato a breve in un'altra comunità, ma così non è stato. Il mio avvocato, una persona squisita che mi sta assistendo, ha presentato istanza al Tribunale dei minorenni dove si richiede la revoca della comunità dove si trova ancora attualmente mio figlio e l'immediato trasferimento a casa sua. Ecco, come sta lui adesso? Allora, io ho visto mio figlio ieri e nulla è cambiato e sono molto preoccupata per le sue condizioni fisiche e anche psichiche. È molto denutrito, è praticamente abbandonato a se stesso. Questa mamma, giudicata non idonea, non vive più. Chiedo che mio figlio venga liberato da dove si trova, e che venga a casa e che inizi a vivere, perché così è una morte lenta, gli stiamo procurando una morte lenta. Lei si ritiene una mamma idonea?
Io mi ritengo una mamma e basta, e l'idoneità sta nell'amore che si ha per i propri figli, e nell'amore deve essere incluso assolutamente l'ascolto dei propri figli. Lo dico all'antenna, allora come sempre lo spazio dedicato a voi, le vostre segnalazioni, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, redazione @antenna3.it per scrivere una mail 351 175 5340. Adesso torniamo a occuparci della questione Ater con la riforma regionale. Venezia è una delle province ovviamente dove la protesta è più alta e ci sarà lunedì un incontro tra Comune e Regione proprio su questo tema. Case di edilizia popolare, lunedì prossimo, 16 settembre, data da annotare nel calendario. Dopo le numerosissime polemiche sui nuovi criteri di assegnazione regionale e sullo stato di forte degrado di alcune palazzine popolari, Cafarsetti si prepara ad incontrare la Regione. Tema del giorno: gestire nell'immediato le criticità. Il 16 noi ci incontreremo per portare le nostre proposte, naturalmente i desiderata sono relativi a uno dei delle 7 province, speriamo che venga presa in considerazione perché Venezia e la sua entità è molto particolare come territorio, quindi per quanto mi riguarda io ho sempre detto che deve esserci un occhio di riguardo. Il centro storico e la terraferma ormai hanno un'escalation a livello residenziale turistico piuttosto forte e quindi non è facile trovare sul libero mercato, per chi dovesse uscire da una casa di edilizia residenziale pubblica, un adeguato affitto. Parla di ingiustizia sociale, fa nomi e cognomi, dicendo di essere disposto a portarli proprio in Regione. Il portavoce di uno dei quartieri di Mestre che necessita maggior cura e attenzione da parte delle istituzioni, il famoso Pertini. Di cui c'è una signora che ha raggiunto i 20.000, €1,47, €1,47, tanto basta per aver aumentato l'affitto da 130 a 480 euro e lo sfratto immediato. Quindi voi pensate se noi possiamo accettare cose del genere, ma di questi esempi io ne ho a centinaia. Ho una signora anziana che ha 82 anni che è venuta a piangere disperata perché aveva un affitto di 40 euro, non ha niente, l'hanno portato a 160, questa non ha i soldi per mangiare, non accende il riscaldamento perché non ha i soldi e gli tolgono una grossa fetta di pensione. Voi pensate ai drammi che abbiamo su un quartiere del genere. Di polemica in polemica, con il forte stato di degrado e abbandono in cui versano anche le altrettanto note case di via Prebello a Favaro Veneto, con l'ultimo gravissimo episodio lunedì scorso, l'ennesima caduta di un pezzo di cornicione che per poco non prendeva in pieno una ragazzina di 17 anni a passeggio con il cagnolino. Adesso torniamo a rivedere le spettacolari immagini delle frecce tricolori, ma non solo, ieri al 51esimo stormo di Istrana. Doppia giornata di festa all'aeroporto di Istrana. 2600 appassionati di tutta Italia sono giunti nella base della Marca per festeggiare gli 80 anni dalla costituzione del 51esimo stormo, avvenuta nel lontano 1° ottobre del 1939. Ma non solo, si è celebrata un'altra data importante, la ricorrenza del 30° anniversario dell'entrata in servizio operativo del cacciabombardiere AMX. In tutto l'aeroporto i visitatori hanno avuto l'occasione di ammirare i gioielli del volo in dotazione all'aeronautica, visitare mostre all'interno degli hangar e addirittura provare l'ebbrezza di entrare in una cabina di pilotaggio di un AMX. A fare da cornice le frecce tricolori che hanno fatto tenere tutti con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni della squadra acrobatica nazionale. Ogni volta è sempre un'emozione. Bellissimo, è sempre uno spettacolo meraviglioso. Quindi il sorvolo dell'attesa squadra di AMX, la più fotografata, con gli speciali colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo.
con un pilota d'eccezione, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Com'è stato volare sopra un MX? Bellissimo, è stata per me, non dovrei dirlo forte, la prima volta che ho volato sull'MX, quindi tenevo a farlo, sono riuscito a farlo adesso da capo di Stato Maggiore, è stato un volo bellissimo, in una cornice spettacolare, col tricolore delle frecce tricolori a fianco, è stata un'emozione. Per il 51esimo stormo la base di Istrana rimarrà una base strategica anche per i prossimi anni. È una base che è strategica, in realtà mi verrebbe da dire fin dalla prima guerra mondiale. Ricordiamoci la battaglia di Istrana, ricordiamoci gli scontri gloriosi, importantissimi, che su questi cieli si sono svolti nel 17 e nel 18. L'AMX è stato un aeroplano importante, si sta avvicinando alla fine della sua vita, il 51esimo stormo, come tutti i reparti dell'aeronautica, evolve, cambia, acquisirà macchine nuove, continuerà a essere un tassello, un pilastro fondamentale dell'aeronautica militare, continuerà la sua presenza qui sul territorio. È davvero tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Weekend estivo sull'Italia, l'alta pressione è in continuo rinforzo sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 14 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima caldo ma del tutto gradevole, con temperature minime tra 10 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province, anche in questo caso, come vediamo, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 28 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 12 gradi, valori massimi tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.